La questura di Agrigento comunica che nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Agrigento ha denunciato 13 soggetti, 7 tifosi licatesi e 6 tifosi della squadra di San Cataldo, 2 dei quali minorenni, per aver preso parte ai disordini che si sono verificati in occasione dell'incontro di calcio Licata-San Caldese del 5 gennaio ultimo scorso, rendendoli disponibili di vari reati. In particolare, dei 13 soggetti denunciati, alcuni hanno lanciato pietre all'indirizzo della tifoseria avversaria, sia all'esterno che all'interno dello stadio, altri fumogeni, altri ancora sono stati ripresi mentre impugnavano spranghe o altri oggetti atti a offendere nelle immediate vicinanze dell'impianto sportivo prima dell'inizio dell'incontro. Diversi reati contestati, dal lancio di materiale pericoloso allo scavalcamento e invasione di campo, al possesso di oggetti atti a offendere in occasione di manifestazioni sportive, secondo quanto previsto dalla legge. Decisivo è stato l'attento lavoro svolto dagli operatori della Polizia Scientifica di Agrigento, che ha consentito di individuare con precisione le violenze azioni poste in essere dai soggetti denunciati all'esterno e all'interno dell'impianto sportivo prima e durante l'incontro di calcio. Le denunce scaturiscono dalla mirata attività di indagine condotta a seguito dei presetti disordini dagli operatori della Digos di Agrigento e del commissario di pubblica sicurezza di Licata, che ha consentito, con l'ausilio della Digos di Caltanissetta, di giungere alla identificazione dei responsabili. Tali denunce si aggiungono ai 2 tifosi della San Caldese arrestati in flagranza di ferita ai sensi dell'articolo 8 della legge 401 per aver aggredito, colpendo con calci e pugni, un funzionario della Polizia di Stato in servizio di ordine pubblico allo stadio, causando ferite guaribili in 8 giorni. Il corposo materiale investigativo acquisito all'esito delle citate attività di indagine consentiva al questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, attraverso la specifica attività della Divisione Polizia Anticrimine, di adottare a carico dei 13 soggetti la misura di prevenzione del DASPO con prescrizione per i maggiorenni dell'obbligo di comparire presso gli uffici di polizia durante lo svolgimento delle partite. Ai responsabili sarà vietato di recarsi nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive per una durata compresa dai 3 ai 7 anni, graduata e commisurata alla gravità delle condotte e al ruolo da ciascuno avuto nel corso dei disordini.